contenere e di migliorare le presenze, per esempio dei giovani sul nostro territorio, anziché vederli andare a cercare lavoro da altre parti, ma questo bisogna farlo attraverso delle politiche di formazione molto mirate. La formazione mirata come strumento per contrastare la fuga dei giovani dal territorio del Tigullio, dove il lavoro ci sarebbe, ma mancano le figure professionali che possano svolgerlo. Anche Confindustria si inserisce nel dibattito scaturito dalla pubblicazione della Camera di Commercio di Mestre, che ha evidenziato come in Liguria, a fronte di 2 persone pensionate, ci sia un solo lavoratore che contribuisca al mantenimento del sistema pensionistico. Un quadro che si ritrova senza troppe variazioni anche nel Levante e per risolvere il quale nel breve e medio termine non esistono soluzioni immediate, però ci sono alcuni sentieri che si possono percorrere e una di queste è la formazione. Adesso le aziende stanno cercando professionalità e non le trovano. Per cui il grosso impegno che noi dobbiamo mettere è quello di creare delle professionalità sulla base delle richieste delle aziende. Lo stiamo facendo in maniera convinta attraverso uno strumento che è veramente eccezionale, che sarà, credo, avrà molto successo in futuro, che è quello del sistema dell'ITS. Ci sono progetti importanti anche sul Tigullio. Lo Smart Lab di Casarsa Ligure è sicuramente un progetto che va portato avanti perché sarà di utilità dei giovani per crearsi appunto una formazione tecnica molto elevata. Le figure professionali che mancano sono gli ingegneri di stabilimento, per cui parliamo di ingegneria meccanica, periti meccanici, periti chimici, progettisti. Sono figure professionali che nel tempo hanno avuto un blackout. Dobbiamo ripartire da questo. Poi bisogna creare a livello locale le condizioni ideali perché le famiglie possano avere dei figli, ci dovranno essere delle politiche agevolative per le nuove nascite, per le case, per tutto quello che è un sistema che va a corollario poi del fatto che comunque le aziende devono comunque continuare a investire e a ricercare personale sempre più specializzato.